Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ancora danni per il maltempo in Calabria, la zona più colpita è il Crotonese, sopralluogo del governatore Oliverio. Un'intera famiglia di Corigliano in manette con l'accusa di detenzione di droga e munizioni producevano marijuana nella fattoria di famiglia. Il sindaco di Rosarno ha deciso di combattere il fenomeno dei rifiuti selvaggi, vale a dire il deposito di spazzatura fuori dai contenitori, multe salate in arrivo. Marco Minniti in Calabria per la presentazione del suo libro, ma l'occasione è buona per un po' di campagna elettorale finalizzata alla corsa per la segreteria nazionale del partito. Non sarà il solito buono spesa, ma monete coniate dal comune di Cosenza che le famiglie in condizioni economiche disagiate potranno spendere in negozi convenzionati con l'ente. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. Il maltempo in primo piano, piogge battenti sulla Calabria, l'ondata di maltempo che sta interessando la nostra regione ha causato danni ingenti nel Crotonese, devastato un capannone sede di uno store di elettronica. Vediamo. Le immagini sono davvero impressionanti. Ecco la tromba d'aria che si è abbattuta sul Crotonese, la seconda in pochi giorni. La furia del vento ha provocato danni nella zona commerciale a nord della città pitagorica, a Passovecchio e a Roccadineto. Capannoni e negozi sono stati seriamente danneggiati. Guardate cos'è accaduto a questa attività commerciale. Il vento ha spazzato via la merce all'interno dell'immobile, compresi i pesanti elettrodomestici. Una persona è rimasta ferita ed ecco cos'è accaduto nel piazzale esterno. Le auto parcheggiate sono state distrutte. Il tornado ha sradicato alberi e scoperchiato tetti. A causa del forte vento inoltre sono caduti alcuni pali di illuminazione. Sul posto forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile. Problemi anche alla viabilità e alla circolazione ferroviaria per l'allagamento dei binari tra Cutro e San Leonardo. Una giornata da incubo per gli abitanti delle zone colpite dalla tromba d'aria. I danni per le aziende sono davvero ingenti e questa mattina sopralluogo del governatore Oliverio a Crotone, una città in ginocchio dopo l'ennesimo evento calamitoso. Bisognerà adesso aiutare il sistema delle imprese a rimettersi in piedi. Ho constatato già questa mattina che a poche ore dal fenomeno le imprese stanno reagendo perché appunto possano far fronte alle commesse per le quali si sono impegnate. Bisogna reagire. Io già oggi stesso ho convocato la Giunta per dichiarare lo stato di calamità e per chiedere al Governo che si assumano provvedimenti adeguati a sostegno delle imprese. Sono qui per constatare la situazione, naturalmente per dire che le imprese non sono sole, per stare vicine a loro, ma per avere un'idea e quindi poi fare le valutazioni che si richiederanno per vedere quali strumenti attivare per venire incontro chiaramente. E c'è una notizia che è appena giunta in redazione, torna in libertà l'ex sottosegretario ed ex deputato del centrodestra Giuseppe Galati agli arresti domiciliari dal 12 novembre scorso perché, lo ricorderete, è coinvolto nell'operazione Quinta Bolgia condotta dalla Guardia di Finanza. L'ex deputato era ai domiciliari nella sua casa di Roma con l'accusa di abuso d'ufficio aggravato dalle modalità mafiose. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto il ricorso che era stato presentato dai difensori di Galati, Francesco Gambardella e Salvatore Cerra. Parliamo adesso di violenza contro le donne. Ieri la giornata internazionale Io non ci sto, questo è il titolo della manifestazione molto partecipata, organizzata da Animed a Cosenza. Vediamo.
In Italia in media ogni 2 o 3 giorni un uomo uccide una donna, una compagna, un'amica, una moglie, una sorella, una figlia, una ex, magari in famiglia, perché non è che la famiglia sia sempre quel luogo ideale in cui tutto è amore. La uccide perché la considera una sua proprietà, perché non concepisce che una donna appartenga a se stessa e sia libera di amare come vuole lei o persino di innamorarsi di un altro. E noi che siamo ingenue, spesso scambiamo tutto per amore. Ma l'amore con la violenza e i pugni non c'entra un tubo. L'amore con i calci e gli schiaffi c'entra come la libertà con la prigione. A Torino, dove risentono della nobiltà reale, dicono che è come passare dal risotto alla merda. Un uomo che ci mena non ci ama. Ficchiamocelo in testa. Salviamolo sull'hard disk. Vogliamo credere che ci ami? Bene. Allora ci ama male, perché un uomo che ci picchia è uno stronzo e dobbiamo capirlo subito al primo schiaffo, perché poi ne arriverà un secondo e poi un terzo e poi anche un quarto. L'amore rende gentili, non rompe le costole, non lascia lividi sulla faccia. Non penseremo mica di avere 7 vite come i gatti. No, noi ne abbiamo una sola, care donne. Non buttiamola via. Marco Minniti in Calabria per la presentazione del suo libro, ma l'occasione è buona per un po' di campagna elettorale finalizzata alla corsa per la segreteria nazionale del partito. Vediamo. Marco Minniti ha iniziato da tempo il suo tour, che ha un duplice obiettivo: pubblicizzare il suo libro fresco di stampa e nel contempo preparare il terreno per la corsa alla segreteria del partito. L'ex ministro, dopo l'esordio romano, ha puntato la Calabria, Reggio, Catanzaro e Cosenza. Minniti ha evitato, nel limite del possibile, di affrontare i tempi della politica, preferendo quelli della sicurezza e della libertà, titolo del libro, ma è chiaro che i cronisti accorsi a seguire le presentazioni del prodotto editoriale, hanno privilegiato la politica e naturalmente il futuro del Partito Democratico. Le due cose si tengono? Per Minniti no, e guai quindi a confonderle. In pratica il libro non è affatto il manifesto del partito che ha in mente qualora dovesse essere indicato come segretario nazionale. Quando è stato scritto il libro non c'era nemmeno lontanamente l'ipotesi di una mia candidatura, anzi il libro aveva esattamente un valore opposto. Era quello che a conclusione di una fase di impegno istituzionale uno scriveva quello che aveva fatto, quali erano le sue valutazioni, quali erano le sue visioni rispetto a grandi questioni che hanno attraversato l'Italia e che attraversano anche le grandi democrazie, come il tema della sicurezza, il tema dell'immigrazione, il tema dell'Europa. Ecco, era più una riflessione a conclusione di un impegno, non l'inizio di un nuovo impegno. Sia nella presentazione di Catanzaro che di Cosenza, l'ex capo del Viminale ha voluto accanto a sé 2 esponenti della Chiesa calabrese, Monsignor Bertolone nella città capoluogo di regione e Nunnari a Cosenza. Ma a proposito della performance cosentina, ad accompagnare Minniti c'era il presidente della regione Mario Oliverio, che seppur grande amico e compagno di partito, in questa avventura legata alla scelta del nuovo responsabile nazionale del PD non gli è accanto, avendo già manifestato il suo impegno per l'altro candidato Zingaretti. Ognuno come giusto deciderà, secondo coscienza e liberamente. Siamo sempre stati abituati così ad avere profondo rispetto per coloro che scelgono e per coloro che decidono. Vede, la cosa più importante è esattamente questa: non fare mai calcoli prima, perché solitamente quando uno fa i calcoli prima mediamente sbaglia. Il sindaco di Rosarno ha deciso di combattere il fenomeno dei rifiuti selvaggi, vale a dire il deposito di spazzatura fuori dai contenitori, multe salate in arrivo. Vediamo. In questi giorni il sindaco di Rosarno, Giuseppe Dà, aveva lanciato l'allarme rifiuti, in particolare lo strano comportamento di alcuni cittadini dei paesi limitrofi che hanno cominciato a prendere la cattiva abitudine di venire a Rosarno per depositare la propria spazzatura lungo le strade e davanti ai cassonetti dell'immondizia della cittadina pianigiana, considerandola quasi come una discarica. Ora l'amministratore rosarnese dice basta a questa maleducazione con una serie di atti di prevenzione fatte di
multe salate e azioni disciplinari per chi commette questi reati. Il comando dei vigili ha iniziato a lavorare ad una opera appunto di polizia ambientale che miri a scovare coloro i quali vengono da paesi limitrofi a gettare rifiuti a Rosarno e sanzionarle duramente. Già nel corso di questa settimana abbiamo elevato più di 200 sanzioni, quindi i paesi limitrofi, penso a San Ferdinando, a Candidoni, a Rizziconi e a Gioia Tauro, saranno assolutamente duramente sanzionati nel caso ancora i loro cittadini verranno a gettare i loro rifiuti a Rosarno. Hanno sospeso la loro protesta i 4 operai del settore verde pubblico del comune di Corigliano Calabro Rossano, che venerdì scorso, lo ricorderete, erano saliti sul tetto della scuola e avevano minacciato di gettarsi nel vuoto. Gli operai in particolare chiedono l'attuazione degli interventi che erano stati promessi nel corso di un incontro che si era svolto in prefettura il 16 novembre scorso. La decisione di sospendere la protesta è stata presa dopo che una delegazione degli operai è stata ricevuta dal prefetto di Cosenza, Paola Galeone, che ha ribadito il suo sostegno per l'accoglimento della richiesta degli operai di riprendere il rapporto di lavoro con il comune. A Catanzaro adesso focus sulle buone prassi dell'industria agroalimentare, obiettivo del progetto di cui la Calabria è partnership. Vediamo. Rafforzare attraverso i fondi europei l'industria agroalimentare e le infrastrutture territoriali è l'obiettivo della Regione con il progetto Agri Renaissance Interreg. Nella sala turchese della Cittadella regionale un focus con gli stakeholder per presentare le buone prassi e ottimizzare le politiche del settore. Partner del progetto, oltre alla Regione Calabria, anche la Spagna, la Lituania e il Portogallo. C'è un grande interesse sull'agricoltura, tutti i dati, dato che c'è un risveglio sull'agricoltura, quindi sta diventando attrattore anche il settore agricolo. In effetti sia lo Svimez che Banca d'Italia sta dando che è l'unico settore che può creare sviluppo. Se poi pensiamo alla Calabria è il primo settore, quindi su questo noi stiamo lavorando anche col piano di sviluppo rurale. Questo nuovo piano di sviluppo, a differenza degli altri, entro il 31 dicembre del 2018 doveva spendere una certa cifra per non rischiare il disimpegno dei fondi. Grazie a Dio noi questo obiettivo, che era 187 milioni di euro, l'abbiamo già raggiunto il 31 di ottobre dell'anno scorso. Oggi stiamo giocando quello che ci aspettiamo, una partita importante, di centrare la premialità. Altri 66 milioni di euro per l'agricoltura, un'inversione di tendenza, mentre prima avevamo che i soldi non venivano spesi e andavano indietro all'Europa. Oggi ci giochiamo, siamo una delle poche regioni in Italia che ci giochiamo di avere fondi aggiuntivi per la nostra agricoltura calabrese. Allerta arancione domani, scuole chiuse alla Mezzia Terme, ma vediamo insieme a questa le altre notizie di cronaca. Marijuana nella fattoria che gestivano, arrestato l'intera famiglia a Corigliano. In casa avevano 1 chilo di marijuana e 29 cartucce calibro 12 nascoste in uno zaino. E così, con l'accusa di detenzione di droga e possesso illegale di munizioni, i carabinieri hanno arrestato 3 persone, il capofamiglia, la moglie e il figlio di 17 anni, tutti incensurati. I militari, nel corso di una perquisizione, hanno trovato la droga nell'ovile e nell'abitazione attigua alla fattoria gestita dalla famiglia dedita alla produzione di latticini. Reperti archeologici detenuti illegalmente sono stati scoperti dai carabinieri di Ceromarina insieme a quelli del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza a casa di un pensionato di 69 anni che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il possesso non autorizzato. In particolare, al termine di una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di alcune anfore e di una campana navale appartenente al relitto sommerso del cacciatorpediniere Lince. Indagini in corso sulla morte di un uomo e di una donna di nazionalità indiana. I corpi sono stati trovati in un'abitazione di Bova Marina nel Regino. L'ipotesi che viene fatta dai carabinieri di Melito Portosalvo è che si tratti di un omicidio-suicidio. A trovare i cadaveri è stato il marito della donna al suo rientro a casa. Al momento però non si escludono altre piste. I carabinieri forestali hanno denunciato un uomo che aveva incendiato 2 cumuli di rifiuti nella periferia di Crotone sul proprio terreno. I militari, attirati da una colonna di fumo nero e acre, sono intervenuti per bloccare l'attività illegale. L'uomo, un 59enne, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone per violazione del testo unico ambientale.
A Cosenza non sarà il solito buono spesa in monete, ma monete coniate dal comune che le famiglie in condizioni economiche disagiate potranno spendere in negozi convenzionati con l'ente. Vediamo. I mercatini di Natale hanno di fatto creato a Cosenza l'atmosfera della festa, anzi delle feste di fine anno, un periodo in cui l'amministrazione comunale va incontro alle esigenze delle famiglie in condizioni di disagio, concedendo un sussidio economico. La novità del 2018 è che cambia la modalità, non sarà più un buono spesa ma monete di pregio coniate dal municipio per un valore complessivo di massimo 100 euro che potranno essere spesi in beni o servizi primari negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. Sul fronte delle notizie di servizio, il settore welfare ha pubblicato i 2 avvisi pubblici. Il primo è scritto in una nota finalizzato alla concessione del beneficio, quindi rivolto ai nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico. Il secondo per individuare gli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile spendere le monete. Il secondo avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di esercizi commerciali convenzionati, i soli che potranno accettare le monete di pregio per l'acquisto di beni di prima necessità o servizi primari. Il sussidio economico sarà spendibile entro e non oltre il 30 novembre del prossimo anno, ossia del 2019. Vi raccontiamo questa storia che arriva da Cittanova. Dopo 77 anni le spoglie di un soldato tornano a casa. Vediamo. Serafino Berlingeri, soldato del Regio Esercito, morì servendo la patria con onore durante la campagna di Albania il 2 maggio del 1941. Prima sepolto a Cortisa, sul fronte albanese, poi nel corso del tempo trasferito nel Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare a Bari. Adesso, dopo 77 anni, Serafino Berlingeri è tornato nella sua amata Cittanova, dove sarà sepolto accanto a sua moglie, Rachele. Le spoglie del soldato sono state condotte nella sua città d'origine grazie all'interessamento del Comando Militare Esercito Calabria e accompagnate da 2 sottufficiali, i caporalmaggiori scelti Antonio Raffaele e Gaetano Cotronei. I resti del militare sono state omaggiate con una messa in suo suffragio svoltasi nella monumentale chiesa di San Rocco. Presenti alla cerimonia la figlia del militare caduto in Albania, Serafina, i nipoti e tanti parenti del soldato. È un evento speciale, di un'emozione forte perché lo aspettavamo da tanti anni. Io sono la nipote, una dei 4 figli dell'unica figlia sua che, come è venuto fuori durante la cerimonia, è l'unica figlia che lui non ha neanche potuto conoscere. In realtà le spoglie di mio nonno erano già state deposte nel Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare a Bari. Purtroppo però il Ministero della Difesa non aveva dato autorizzazione a portarli e quindi abbiamo dovuto aspettare degli anni e finalmente questa autorizzazione è arrivata. Lo sport in Serie C, il Rende frena, il Catanzaro accelera, bene la Vibonese Regina beffata a Catania. Vediamo. 6 successi consecutivi, il 7° sfuggito per una disattenzione fatale, la voglia di non buttare via mai il pallone, costa cara al Rende di Modesto che offre alla Cavese una chance per pareggiare a tempo ormai scaduto. Flores Atley non si fa pregare e rovina la festa ai biancorossi che grazie al gol di Godano avevano trovato la rete del vantaggio nel primo tempo, sfruttando la superiorità numerica determinata dall'espulsione dell'estremo difensore Vono, costretto ad atterrare lo stesso Godano per evitare una conclusione a rete. Il Rende, incapace di chiudere la gara, perde il primato lasciando il via libera alla Juve Stabia. Nel prossimo turno l'11 di Modesto affronterà la Casertana, una delle corazzate del torneo costretta finora ad inseguire. Continua la risalita del Catanzaro che anche a Lentini ha fatto valere il maggior tasso tecnico rispetto agli avversari. Avviò Guardingo gli uomini di Auteri che pian piano però prendono il largo e nel secondo tempo, dopo aver sbloccato il risultato con Dursi, chiudono i conti con il brasiliano Giuliano. I giallorossi hanno trovato la continuità cercata a lungo, possono contare sulla sicurezza di Furlan tra i pali ed evidenziano ampi margini di miglioramento. Sorride la Vibonese non soltanto per la vittoria sulla Viterbese, ma anche per aver favorito l'esplosione del fenomeno taurino, un calciatore apprezzato da Sprazzi nelle ultime stagioni
stagioni, capace di trascinare la formazione di Orlandi con le sue giocate e le reti. Già 6 con la maglia rossoblù, l'ultima proprio contro i laziali, un gol pesante difeso fino al triplice fischio dagli assalti degli ospiti. La Regina riflette sulla sconfitta subita a Catania, sarebbe ingiusto addossare le colpe sul portiere Confente, certo c'è la sua responsabilità sul gol che ha deciso l'incontro soltanto nel finale, ma la gara nel complesso non può essere definita positiva per gli Amaranto, schiacciati dai padroni di casa e costretti a resistere agli assalti di Marotta e compagni, fermati anche dagli interventi del numero 1 dell'11 Cevoli. Dopo una serie di parate salva risultato, ecco la presa difettosa, forse sull'ultimo pallone utile per i siciliani e la beffa per la Regina. Le iniziative anche a Cosenza è stata celebrata sabato scorso la prima giornata dei musei di Calabria, indetto dall'assessorato regionale alla cultura. Vediamo. La Regione Calabria, assessorato alla cultura, ha indetto la prima giornata dei musei di Calabria, fissando come data il 24 novembre. L'iniziativa vuole sollecitare i cittadini a riappropriarsi della propria storia attraverso la conoscenza del patrimonio culturale custodito nei musei, consentendo dunque a tutti l'ingresso gratuito e coinvolgendo scuole, associazioni del territorio e pubblici diversi. Di musei in Calabria ce ne sono circa 270 tra piccolissimi e grandi musei. Abbiamo voluto istituzionalizzare proprio con delibera di giunta questa giornata, la giornata regionale Musei di Calabria, accogliendo una proposta che veniva dal coordinamento dei direttori dei musei non statali, ma poi registrando l'adesione di tantissime realtà. Siamo arrivati a quasi 100 musei aderenti, veramente un enorme movimento. Noi abbiamo voluto accendere i riflettori sulla realtà del museo, che è il custode di memoria, che è custode di storia, che è custode di arte, è custode delle tracce del talento dell'uomo e che però viene considerato appunto forse troppo spesso passivamente come custode. I musei devono vivere. Anche Cosenza ha celebrato la giornata dei musei della Calabria con numerose iniziative, alcune particolarmente singolari, come quella organizzata dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, che da un anno ha istituito il museo multimediale Consenzia Itinera nelle sale della prestigiosa Villa Rendano. Noi abbiamo pensato proprio per il museo multimediale Consenzia Itinera ad una iniziativa volta a creare nei nostri vicini di casa, perché il museo per noi è per tutti i funzionari, diciamo i responsabili del museo, è una casa, a responsabilizzare, a creare nei nostri proprio vicini più prossimi, nei residenti più prossimi, un senso di appartenenza che possa renderli domani i nostri primi ambasciatori. Spesso ci si trova a vivere accanto al museo e a non esserci mai entrati. Allora sono andata direttamente io a bussare porta a porta per le case qui vicine, invitando personalmente appunto i nostri vicini nella nostra dimora. Ugo Dattis, ex comandante dei Vigili Urbani di Cosenza, ha scritto un interessante libro che narra proprio della Cosenza che fu. Vediamo. L'amore al tempo del Cardilio, ritratti di una Cosenza di ieri. E questo è il titolo dell'opera prima di Ugo Dattis, presentata a Cosenza nelle sale del complesso di San Domenico. Il libro è un viaggio nel tempo attraverso persone, luoghi, episodi, sensazioni, a volte malinconiche, di un'epoca in cui il Cardilio era un termine che indicava un corteggiamento così indiretto che spesso risultava incomprensibile e fallimentare. Sostanzialmente l'autore ha voluto raccontare una generazione e il cambiamento negli anni della sua città. L'idea nasce molti anni fa. Ho potuto realizzare questa cosa da quando sono in pensione, perché avevo tempo libero per farlo, mi sono potuto dedicare come meritava. E devo dire che questa cosa è stata molto gradita, specialmente alle persone della mia età. E la storia di Cosenza degli anni 50 e 60 soprattutto, di una realtà ormai dimenticate, che io ci tenevo che non venisse però sepolta, è la Cosenza del dopoguerra, quindi una Cosenza molto più povera di adesso, forse più vera, più ricca di altre qualità che adesso sfortunatamente sono scomparse. Accanto ad Ugo Dattis alla presentazione ha partecipato il suo amico di sempre Paolo Veltri, testimone di tanti degli episodi raccontati e che ha curato la prefazione con precise istruzioni per l'uso. È una Cosenza che in parte non c'è più e c'erano altri sentimenti, altre idee, altre passioni, e non solo perché eravamo più giovani, ma perché era una Cosenza che usciva dalla guerra. Noi non abbiamo vissuto la guerra, abbiamo vissuto un dopoguerra però bellissimo, fatto di tanto entusiasmo
di tanti pensieri positivi per il futuro, e poi siamo capitati in mezzo da protagonista negli anni 60, vi sembra poco questo? È un regalo bello che Ugo ci ha fatto, sono stato felicissimo quando mi ha chiesto di scrivere la prefazione, perché i fatti che lui racconta in parte li ha vissuti assieme a me. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Siamo interessati da una perturbazione di origine atlantica, responsabile della presenza di umide correnti di ponente che anche nelle prossime ore apporteranno maltempo diffuso. Domani ancora maltempo, con piogge sulla fascia tirrenica e zone interne. Locali deboli piogge saranno possibili anche sull'Alto Ionio Cosentino, altrove poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo. Vediamo ora invece le mappe di mari e venti. Domani graduale attenuazione del moto ondoso, ma tutti i bacini risulteranno ancora mossi o molto mossi. Venti moderati da ponente in rotazione verso quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.